Eccoci qua, seconda parte di Friuli in diretta, come sempre con il nostro dibattito in studio. Presento allora i miei ospiti: Enrico Mossenta, il sindaco di Bradamano, buongiorno. Buongiorno a voi. E Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, tre macro argomenti da parlare, di cui dobbiamo parlare oggi. Solo, ma oggi ne abbiamo selezionati tre. Quello che è successo, la notizia che ha preso piede in tutta Italia, ieri in Camera dei Deputati ne ha parlato ovunque il ministro Salvini, tutte le trasmissioni degli ultimi giorni della Vita in diretta, tutto partito da un post su Instagram del padrone di questo cagnolino. Parliamo del cane Pepe ucciso, lanciato nel vuoto dal vicino di casa soltanto perché stava abbaiando vicino a suo figlio. Oggi c'è stato un sit-in, una manifestazione di protesta con tantissima gente. Per chi ancora non conoscesse la storia, in 10 secondi ve la riepilogo. Domenica pomeriggio la padrona del cagnolino con il suo cagnolino scende nel giardino condominiale senza guinzaglio, questo è un dettaglio che poi legalmente magari potrebbe avere un suo impatto, e per fare i suoi bisogni. Accanto a loro arriva un padre con un bambino piccolo, il cagnolino, come fa sempre, inizia un po' ad abbaiare, ma è un cagnolino di 3 kg che non aveva mai fatto male a nessuno, questo è quello ovviamente che ci hanno raccontato. Il padre del bimbo si impaurisce, lo prende dal giardino condominiale e lo lancia nell'area sottostante, quindi nella parte interrata dove ci sono i garage, un volo di 4 metri che purtroppo, nonostante la corsa immediata dal veterinario del figlio della donna, non sono riusciti a salvare il cagnolino. Questo è quello che è accaduto. Da lì un post su Instagram drammatico con il ragazzo figlio della proprietaria che piange e chiede giustizia, e da lì ovviamente tutto l'iter che vi ho raccontato: la Vita in diretta, trasmissioni in radio, in TV, Alleanza Verdi Sinistra che in Camera dei Deputati lancia una nuova proposta di legge contro la violenza sugli animali, e per arrivare fino al ministro a Salvini. Tra poco vi faccio intervenire. Abbiamo però le parole proprio del figlio e dell'attivista per gli animali Rizzi. Sentiamo che cosa hanno detto. Sono contento che sia stata fatta questa cosa, non immaginavo tutta questa affluenza e mi fa piacere perché penso che ci stia guardando dalla sua ed è contento. Si aspettava questa attenzione anche nazionale fino a questo punto? Quando ho fatto il video era un video di sfogo e non mi aspettavo tutta questa attenzione mediatica, ma sono contento che sia arrivato a questo punto perché evidentemente il popolo italiano pensa che questa sia una causa giusta da portare avanti. Io lo sto facendo solo ed esclusivamente per il mio cane, voglio che venga fatta giustizia a lui in termini legali, come ho già detto non voglio vendetta su questa persona, questo spero che sarà un corteo di pacifico, di solidarietà e di protesta come sono tutti i cortei e basta, è tutto qua. Ha avuto un incontro, comunque vi si è incrociato con questa persona in questi ultimi giorni? No, non ci siamo mai incrociati, né io né mia mamma. Ma sono arrivati messaggi per lei e sua madre? No, nessun messaggio, se non quelli di sostegno dal popolo, insomma sui social, ma non dalla persona interessata. Il caso di Pepe è sotto i riflettori nazionali grazie anche al suo intervento, lei è venuto dalla capitale qui proprio per lanciare dei messaggi anche ben precisi a tutela degli animali. Sì, assolutamente. Purtroppo, ripeto, il caso di Pepe è l'ennesimo caso di maltrattamento e di violenza sugli animali che purtroppo, nonostante quello che ancora oggi circola in rete e viene detto anche attraverso gli organi di stampa, rimarrà soltanto purtroppo una falsa. Guardi, io la nuova legge che è stata emanata da poco, la numero 82 del 2025, l'ho ribattezzata la legge Farlocca, perché di fatto chi continua ad abbandonare, a maltrattare, a uccidere gli animali continua purtroppo a rimanere impunito perché non farà un solo giorno di galera. Quelle poche volte in cui nei giornali leggiamo che le persone sono state arrestate è perché ci sono stati dei blitz delle forze dell'ordine e in quel caso le persone indagate hanno commesso altri reati, quindi o hanno aggredito le forze dell'ordine o magari avevano droga o altri tipi, hanno commesso altri tipi di reati. Quindi purtroppo la cosa che fa arrabbiare e indignare non solo me
me ma tantissimi italiani è questa, che questo signore è tranquillo a casa, non è previsto lo stato di fermo, non è previsto l'arresto in flagranza di reato, non è previsto nulla di nulla e come ho detto prima, anche qualora dovesse fare un processo e essere condannato col massimo della pena prevista, non andrà ugualmente in galera, perché le pene sono rimaste tutte sotto la soglia minima di punibilità. Quindi la legge è diciamo, assolutamente una farsa. Questo, insomma, quello che abbiamo sentito dal ragazzo proprietario del cane e dall'attivista per gli animali Rizzi. Bene, non che ci sia, credo, moltissimo da dire, però un commento ovviamente su questa che è un pochino la notizia che ha preso piede in città e non solo nell'ultima settimana, vi volevo chiedere, insomma, un parere. Partiamo da lei, Sindaco. Sì, allora, credo che la situazione o il gesto sia quasi surreale, come è stato detto, forse incommentabile per l'atrocità che ne comporta e soprattutto per il come si è sviluppata e come è nata questa situazione. È sicuramente un elemento che forse può far pensare, ma forse può essere anche legato a una situazione di paura personale o nei confronti del bambino che era a fianco e che ha dettato una reazione forse sconsiderevole e che non merita forse grandissimi commenti, tranne per il fatto che un piccolo cagnolino insomma, è morto e ne ha lasciato sicuramente una tristezza anche i loro proprietari, ognuno di colui che ha avuto un animale per casa, anche se è un cane, un gatto o quant'altro, sa che si instaura un rapporto simbiotico fra le persone e gli animali, di vicinanza e di cura degli stessi, e per cui forse va loro il saluto, l'abbraccio per il gesto che hanno subito e forse anche una riflessione su come gli stessi uomini trattano sia i loro pari sia anche gli animali, e questo è una riflessione che si può fare e sicuramente è un elemento di spunto. Eh sì, tra l'altro poi l'attivista prima diceva la cosa che fa rabbia è che questa persona e tutti quelli che poi fanno del male degli animali non fanno un giorno di galera, non che se lo facessero cambierebbe più di tanto, purtroppo il gesto è stato fatto, però in che direzione si può provare ad andare per cercare di limitare queste cose, per dare pene più severe e a far sì che magari qualcuno ci pensi 2 volte? Ma il problema poi è sempre quello della deterrenza, perché chiaramente se c'è una pena magari più severa uno auspica che ci si pensi 2 volte prima di agire in un certo modo. Ma poi c'è anche una questione di proporzione legata sia al gesto, no? Come si diceva, sconsiderato e sicuramente sproporzionato, perché almeno per quelli che sono gli elementi che poi abbiamo, perché però insomma, è chiaro che il cane era piccolo, ma c'è stato sicuramente un gesto sproporzionato che si poteva e si doveva sicuramente evitare. Sia poi c'è un problema di proporzione della pena, perché se noi continuiamo a pensare che per qualsiasi reato, ora non parlo di questo specifico, ma dico per qualsiasi reato dobbiamo mettere la gente in galera, noi abbiamo un problema con le carceri dove in galera c'è anche fin troppa gente e ci chiediamo sempre come fare per eliminare il sovraffollamento delle carceri. Però è vero che una vita è sempre una vita, l'abbiamo detto 1000 volte, ne abbiamo parlato qui anche quando si discuteva di sicurezza e di alcune azioni che si vogliono portare avanti anche a livello parlamentare per quanto riguarda la difesa in casa dei cittadini, no? E dove, per l'amor di Dio, tutti ovviamente abbiamo diritto a essere difesi e a difenderci nelle nostre abitazioni, però c'è sempre un problema di proporzionalità. Se io permetto a un cittadino di ammazzare chiunque entri in casa e poi vai a dimostrare che è entrato con la forza, che non lo conosceva, che voleva fargli del male, eccetera, eccetera, stiamo parlando di altro. E allora bisogna stare ovviamente attenti quando si parla di proporzioni anche nelle pene, perché sennò arriviamo al famoso modello americano, tutti con la pistola in mano, ti sparo, poi chi si è visto, le ultime scene le abbiamo viste, anche quelle di Minneapolis, sono abbastanza eclatanti, ma tutto questo deve partire da un concetto fondamentale, che c'è sempre un problema culturale, dove sempre di più la vita umana e per qualcuno ancora meno quella degli animali vale sempre meno. Questa è noi dobbiamo almeno politicamente battere su questo punto, cioè
non possiamo accettare che succedano cose di questo tipo, non le possiamo sottovalutare, non le possiamo eticamente accettare, altrimenti apriamo a liberi tutti. Oggi è il cagnolino di 4 anni, domani sarà il vicino perché abbaia, e abbaiava e dava fastidio, l'ho ammazzato. No, no, chiaro, no. Chiaro. Quindi ognuno ha rispetto, ce li hanno gli uomini, sono successi fatti drammatici anche nella nostra regione, ovviamente, dove c'è stato un omicidio, per cui parimenti anche quello è un gesto da condannare, ma ha a che fare, diciamo, con la stessa logica. Finché l'uomo pensa che si possa tranquillamente togliere la vita a un'altra persona, magari anche auspicando di farla franca, o in questo caso di un animale, non va bene. Chiaro. Poi si entra un po' nel tema, prima di chiudere questo argomento. Lei giustamente prima aveva detto occhio poi a passare poi dal modello americano, dove ognuno si è armato, e questo chiaramente no, però poi c'è anche, penso per esempio, lei parlava del caso in cui uno può ammazzare, magari ipotizzando uno scenario apocalittico, quasi futuro, entra in casa qualcuno e lo può ammazzare, legittima difesa, vai poi tu a dimostrare se era tutto programmato e l'ha fatta franco, se davvero magari stava subendo una rapina, che in quel caso è già più per assurdo accettabile la difesa. Però sì, ma non la morte. Cioè, siamo non chiari. Non la morte, può anche però entro un pochino in casa in tutti i modi, ma guardi, mi viene in mente un fuori programma, ma mi viene in mente qua perché sono curioso anche di fare questo dibattito. Il caso del gioielliere, no? Che nei suoi 40 anni raccontava di servizio, ha subito innumerevoli ricoveri in ospedale per colpi, pugni e bastonate subite dai ladri, innumerevoli rapine, innumerevoli furti, e a un certo punto, nell'ultimo furto che ha subito, ha deciso di sparare e ha ammazzato, insomma. Ecco, in questo caso però, quanto bisogna stare inermi e farsi rapinare, e quanto si può difendersi, con il rischio poi che se uno ti entra con una pistola, spara lui, sparo io, qualcuno muore? Cioè, dov'è? Che poi ha subito giustamente una condanna di, vado a memoria, 14 anni, questo gioielliere. Dov'è? Significa che i giudici hanno valutato che la reazione è stata spropositata rispetto a quella che era l'offesa, se è stato condannato. È chiaro che è capibile umanamente uno che ha subito più e più volte delle rapine. Cioè, dov'è il limite? No? E quindi si può capire l'esasperazione della persona e quant'altro. Ma in questo caso, se i giudici, di fronte anche a questa situazione che è appena stata descritta, hanno valutato che la reazione fosse stata sproporzionata, questo succede in tutti i casi, non solamente in una rapina, anche in tante altre situazioni. Sì, chiaro, che a me è venuto per in mente... cui bisogna sempre capire e bisogna sempre valutare che ad una reazione, cioè l'offesa, un'azione con una reazione, e devono essere commisurate. Se non ricordo male, poi in quella rapina i ladri stavano anche scappando. Sì, avevano già fatto quello che dovevano fare. Quindi è stata proprio una reazione che io umanamente posso capire. Però dal punto di vista legale sono andato fuori, sono andato oltre a quello che era il limite che ci siamo imposti, altrimenti se lasciamo una certa libertà, come prima diceva anche Sergo, no? Che in qualsiasi azione, anche che non è qualcosa di illegale, possa comportare una reazione, la legge, rischiamo di cadere dalla padella alla braccia, in cui è molto facile reagire in maniera violenta e portare poi a morte qualcuno, anche in situazioni non... È lo stesso ragionamento che si fa spesso e volentieri anche quando coinvolta sono le forze dell'ordine. Quante volte le forze dell'ordine, io prima ho fatto il riferimento ovviamente a un caso americano, che reputo eclatante, perché poi lì c'è stato un omicidio vero e proprio, ma anche nel caso delle forze dell'ordine, loro non possono, di fronte a un pericolo e anche di fronte a qualcuno che magari ha un'arma in mano, decidere di ammazzare una persona. Cioè hanno anche loro dei codici. Poi succede, si valuta, come diceva prima, lo possono valutare i giudici, ma non è che un poliziotto appena si tira fuori una pistola ammazza qualcuno. Cioè, semmai si dice sempre, o si diceva sempre, sparerò nelle gambe, cercherò di renderlo ovviamente meno offensivo possibile per risolvere la situazione, ma il primo punto non è sparargli in testa, perché sennò torniamo a quello che dicevo prima, allora stiamo parlando d'altro in un paese dove
a differenza di quello più democratico del mondo con 8 virgolette, soprattutto in questo momento, non c'è neanche la pena di morte. Allora, per chi agisce, no, coscientemente. Poi in questo caso qui ovviamente immagino già gli avvocati che inizieranno a dire se, come si diceva prima, chi ha agito ha avuto paura per il bambino, per cui era perfettamente cosciente in quello che stava facendo, non lo era, e lì apriamo altri scenari, perché poi questo succede chiaramente sempre di tutto, però vale anche in casi che riguardano umani. Chiaro. Io mi collegherei, visto che abbiamo parlato di sicurezza, poi insomma questa polizia americana Alice è un po' particolare, non è semplicemente, no? È un po'... qualcuno l'ha paragonato allo squadrismo, insomma, ecco, quindi chiaramente sono cose molto molto delicate. Il caso di Minneapolis di sicuro ha fatto scalpore, però parlando sempre di diritti, di controlli, di sicurezza, mi collego al secondo tema della giornata che volevo toccare con voi, ovvero l'utilizzo del metal detector sia in dotazione alle forze dell'ordine sia all'interno delle scuole, di cui si è discusso tantissimo. Il ministro ha detto insomma quello che ha detto, Federica ha fatto un commento che insomma posso anche reputare di un certo spessore, ha detto può essere utilizzato come deterrente, ma bisogna sempre pensare che la prima cosa è la prevenzione, che è quello che poi tutto il mondo di centrosinistra dice. Ovviamente poi il mondo di centrosinistra è, penso, contrario, ma me lo direte voi, all'utilizzo del metal detector. E per esempio io avevo qua ospite nella scorsa puntata che ho condotto la consigliera Peratoner, che parlava sempre non del metal detector, ma si parlava di ragazzi con problematiche, e lei diceva che prima di andare a punirli, anzi non bisogna punirli, bisogna educarli, no? Ecco, Federica penso abbia fatto un mix di questioni. Poi ci troviamo però l'associazione dei presidi compatta nel dire no. Loro l'hanno definita una militarizzazione della scuola. Ecco, è un tema delicatissimo. Tutto parte ovviamente dalla situazione di La Spezia, dove 2 compagni di classe si sono accoltellati, uno è morto, e al caso della scuola della Bassa Friulana, dove è stato trovato un ragazzino con un coltello di 15 centimetri, che non aveva usato, non c'erano nemici in classe, non c'erano tensioni. Sembra che lui l'abbia portato per difesa, non si sa mai, però è grave allo stesso tempo. Chi parte? Allora, diciamo chiaramente, ci sono, visto che prima Sergio li citava, c'è qualche stato che tende ad avere il metal detector presso le scuole, presente ovunque, e non per questo non succedono invece delle tragedie all'interno della scuola. Quindi non è che uno strumento riesca a risolvere quello che invece è un problema che magari in questi periodi si sta acutizzando, perché, e dovremmo chiederci il perché. Allora, sulla richiesta del perché noi dobbiamo iniziare a fare delle analisi. Questi ragazzi in quali realtà vivono, quali educazioni, se le hanno ricevute da parte dei propri familiari, hanno raccolto nella loro vita, e quali situazioni di disagio essi stessi vivono. Dovremmo iniziare a capire quello, e a quel punto non è solo la scuola che diventa quell'elemento formativo, ma deve esserci una struttura, una società che li accompagna. E molto spesso andremo magari a capire che vengono da situazioni di degrado, quartieri di degrado, famiglie o rapporti degradati all'interno della famiglia, o dove viene instillato sempre con maggior forza quella che è la paura per chi sta vicino, e la diffidenza e quant'altro. Allora su questo dovremmo forse iniziare a lavorare, perché il metal detector non risolve la questione. A questo punto potremmo anche mettere la polizia all'ingresso, e se succede nelle immediate vicinanze della scuola, qual è la differenza? Qual è la differenza? Solamente perché abbiamo parlato della scuola, o se succede il sabato, un pomeriggio, quando non sono propriamente a scuola, o se si prendono a pugni in classe senza armi. Questo, il problema rimane sempre quello, cioè sembra quasi una questione ripetuta quasi all'infinito, no? Quello di puntare sulla prevenzione, puntare sull'educazione, puntare a eliminare quelle che sono le situazioni di disagio sia sociale, familiare, sia di contesto, magari di quartiere.
Certo, dire che si mette il metal detector sembra una soluzione facile. Ho messo il metal detector, ho risolto il problema. Non hai risolto nulla, perché poi la persona si accoltella 3 metri fuori da scuola, perché aveva lasciato il coltello dentro un albero appositamente perché ce l'aveva con Christian Sergo e quindi l'ha aspettato all'uscita. No, ecco, per cui non penso che sia una soluzione. Quindi, cioè, lei non pensa che siano la soluzione con l'articolo determinativo o non pensa che siano l'unica soluzione? Cioè, sì, no, ma anche altre cose o no? Metal detector no. Non è la soluzione. Quindi cioè, lei ha la risposta metal detector sì o no? Al sondaggio di ieri sera a Ring lei avrebbe votato no. Io avrei votato sicuramente no. Anzi, posso dire di più. Il fatto di militarizzare, come hanno detto i presidi, di mettere il metal detector, spinge ancora di più a entrare in un'ottica di violenza, di attenzione alle armi, di controllo, che è la parte peggiore, forse anche la parte peggiore è legata anche al modello di società che stiamo vivendo, il periodo che stiamo vivendo, okay? Dove è sempre più enfatizzato quello che è uno scontro o il mostrare i muscoli, non parlando di uno Stato che prima è stato citato, no? Dove c'è il metal detector e dove c'è qualcuno che si diverte, quasi come l'ha definito qualcuno, si diverte a fare il bullo, dimostrando di essere molto più forte militarmente, fisicamente o militarmente in questo caso, nei confronti degli altri. Questo non fa altro che alimentare che cosa? Quel pensiero che con la forza o con la violenza si possono risolvere le problematiche o si possa dare soluzione a quelli che sono poi neanche dei problemi veri, perché sono il caso in cui è successa questa violenza, questo coltellamento, la morte del ragazzo era legato a semplici fatti di gelosia o insomma tipiche storielle, oserei dire, di adolescenziali. Christian Sergo. Ma anche qui se ne è già parlato e dibattuto e come al solito in Italia quando succede poi il caso eclatante bisogna intervenire, no? Perché non si interviene mai prima, si interviene sempre dopo qualche tragedia. Ecco, I ragionamenti del sindaco sono ovviamente totalmente condivisibili. Io devo dire la verità, sullo strumento in sé posso essere anche favorevole, c'è in tribunale, c'è dove vogliamo, però anche in tribunale succedono le stesse cose, cioè può capitare che si riesca a superare in qualche modo anche il metal detector perché è successo che ci sono stati casi di questo tipo. Il gioielliere di cui parlavamo prima, secondo voi non ha il metal detector per entrare? In banca, quando dovete passare nella doppia porta, non c'è il metal detector di fatto, perché si sta fermi in banca prima di poter accedere o entrare? Ma per cui non sarebbe nulla di che. Il problema invece reale è che non risolverebbe assolutamente nulla. Cioè, perché se 1 o 2 ragazzi avessero intenzione di fare qualsiasi cosa, 1 la potrebbero fare fuori dalla scuola e saremmo punti a capo, 2 la potrebbero fare tranquillamente anche a scuola o comunque all'interno del perimetro della scuola, perché se io voglio far entrare un coltello in una scuola, banalmente vado al perimetro, butto dentro in giardino il coltello, me lo vado a prendere a ricreazione, siamo a posto e appena esce anche l'altro studente succede quello che non dovrebbe succedere. Per cui siamo sempre lì, sono quelle false idee, sono quelle false idee di sicurezza, no, che vogliamo dare ai cittadini, giusto per dire abbiamo fatto qualcosa, ma ripeto, il compito della politica dovrebbe essere, come dicevo prima, si parlava di problemi culturali, qua il problema culturale è ancora più evidente e soprattutto dove si può lavorare con dei ragazzi giovani a cui vengono insegnati e si dovrebbero insegnare determinati valori. Poi, ripeto, se ci sono casi specifici, gente, io adesso non lo so, però voi magari potrete smentirmi perché fate i TG tutti i giorni, ma quanti mesi è che non sentite parlare di problemi di sicurezza legati ai minori in città Udine? Sì, è vero. Evidentemente si è tolto il problema dalla radice e adesso pare che, non dico tutto sia perché poi succederà qualcosa domani mattina per carità, ma dico è un po' che non se ne parla, vero? Sì. Quindi c'è stato il boom, sembrava che in 2 settimane, 3 settimane fossimo diventati il Bronx, no? Tutta la città, adesso non se ne parla più. Evidentemente qualcosa
e non c'è il metal detector in giro per la città, qualcosa è stato fatto. Qualcuno potrebbe dire, se proprio volesse replicare, si è scelto di non parlarne, qualcuno potrebbe dire così. Beh, insomma, che i cittadini non denuncino ai tempi dei social se succedesse qualcosa, ovviamente. Come siete venuti a sapere del povero cagnolino morto, si saprebbe anche ovviamente in un caso del genere. Però adesso nessuno parla più di minori stranieri in città, da mesi. Problema risolto. Come? Dovreste chiederlo ovviamente a chi li gestisce, a chi ha preso determinate decisioni, perché evidentemente è stato tolto il problema alla radice. Quindi cose per risolvere diciamo, la situazione anche della sicurezza, anche all'interno delle scuole, ci possono essere. Il problema è capire se lo Stato ha voglia di fare lo Stato, e quindi in tutti i suoi livelli. La scuola pubblica ovviamente, perché poi auspichiamo sempre che tutti vadano maggiormente alla scuola pubblica, ha i suoi compiti e quindi dobbiamo cercare di risolvere a prescindere tutte queste situazioni, perché dicevamo spesso, anche per la sicurezza si fa sempre ovviamente un gran parlare, ma se tu non dai la possibilità a una persona, no, di vivere, lo costringi a fare altro, e quindi è sempre una problematica politica e sociale da risolvere. Vuoi chiusare? No, insomma, concordo su quello che è stato detto e sinceramente immagino che proprio dalle basi proprio si debba partire, cioè, ed è compito degli enti pubblici, dello Stato, come mi ha detto, andare a risolvere o togliere, come dice la Costituzione, quelli che sono gli impedimenti che non permettono a una persona di realizzarsi e anche di costruire una personalità corretta, adeguata, giusta. E se noi andassimo ad analizzare molte di quelle situazioni che sono state citate, scopriremo da dove che il primo degrado non è l'accoltellamento o la rissa. Il primo degrado nasce molto prima, nasce dal contesto di molto prima, e quindi da lì lo Stato si deve prendere l'incarico di andare a risolvere quelle che sono le problematicità. Poi arriveremo, oppure scopriremo che determinati fatti delittuosi calano, diminuiscono, non esistono, poi ne nasceranno altri, perché esistono i periodi, esistono le motivazioni, le situazioni che comportano la nascita di nuovi e differenti fenomeni. Assolutamente. Prima di andare in pubblicità vado dal nostro Federico De Ros, quindi interrompo un attimo il dibattito di studio perché è pronto, ci ha atteso qualche istante, ma puntuali. Eccoci qua, Federico De Ros, per parlarci di una mega rissa fra ragazze in stazione a Pordenone, se ho capito bene. Buongiorno Federico, a te. Sì, buongiorno Alessandro e ben ritrovati. Innanzitutto ci tengo a ringraziare l'Arma dei Carabinieri che sta presidiando la stazione, che ci tutela costantemente nei nostri spostamenti dopo i recenti fatti di cronaca, arrivando proprio però alla cronaca che ha colpito nuovamente l'autostazione delle Corriere di Pordenone. È trapelata un'ennesima rissa avvenuta mercoledì pomeriggio intorno alle 17, protagoniste questa volta non le passate baby gang che hanno ampiamente documentato svariati nostri telegiornali, sia Friuli in diretta sia il telegiornale regionale, anche se una parte di loro è stata, diciamo, spettatrice di questa rissa che ha visto protagonisti proprio due ragazzine. Sono volati prima degli insulti e poi anche in questo caso calci e pugni. Stiamo attendendo anche un video che stiamo aspettando proprio per documentarvi quei momenti di tensione, che avremo modo di vederlo questa sera al telegiornale regionale, arrivando per darvi anche un po' più di dettagli. Le ragazze sarebbero di origine nordafricana, una indossava il velo e l'altra
l'altra no. Proprio la ragazza senza velo avrebbe iniziato questa parapiglia proprio facendo cadere a terra la sua coetanea, e di contorno c'erano proprio questa ventina di giovani italiani e stranieri che incitavano proprio la violenza. C'è da sottolineare che sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che in pochi minuti hanno sedato la lite e li hanno divisi. Nel frattempo comunque alcuni spettatori, c'era sia effettivamente chi incitava, però uno di loro si è staccato dal gruppo e effettivamente ha diviso queste due ragazzine. Per il momento, Alessandro, da Pordenone è tutto. Adesso ci sposteremo perché c'è stato anche un incendio, è evacuata una palazzina in mattinata. Ci tengo a ringraziare nuovamente l'Arma dei Carabinieri per il suo preziosissimo lavoro e per quello che fa anche per noi. Però per il momento da Pordenone è tutto. A te in studio. Grazie al nostro Federico De Ros e a Michele Zanette per le immagini. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi terza parte qui di dibattito in studio con l'ultimo argomento da toccare, il ritorno delle province. Eccoci qua, come promesso, terza parte di Friuli in diretta, ultimo tema del dibattito, prima di lasciare andare i nostri ospiti. In Consiglio regionale il ritorno delle province viene visto con favore dal centrodestra, che però afferma di voler lavorare affinché non siano una fotocopia del passato che non aveva funzionato. L'opposizione invece, all'interno della quale la consigliera Pellegrino non si dice contraria, ma vuole che la premessa sia quella di volersi far sentire quando poi si discuterà della struttura delle nuove realtà. Vediamo il servizio e poi ne parliamo insieme con ovviamente anche i commenti del sindaco e di Sergo del Movimento 5 Stelle. Vediamo. In Consiglio regionale stamani il ritorno delle province, che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato, è stato salutato positivamente dalle forze di maggioranza. Senza le province, ahimè, tutta una serie di funzioni non potevano essere assicurate in un rapporto diretto col cittadino. Il cittadino finalmente potrà ritrovare un ente di riferimento per la risoluzione di tutta una serie di temi che adesso si sono divisi in enti, come dire, di decentramento o comunque enti non chiari che vedevano distanti le problematiche da risolvere da quelle del cittadino. Un ente di area vasta, diciamo così, di medie dimensioni serve, l'importante, e questo starà a noi, non creare dei doppioni con quelle che sono la regione e i comuni. C'è però, sottolineata da più parti nel centrodestra, la necessità di rispondere alle posizioni di parecchi espresse sui social, ma non solo. Alcuni cittadini già vedono nel ripristino delle province il ritorno di un nuovo poltronificio. Le province ritornano, ma dobbiamo dare alle province un assetto completamente differente rispetto a quello che erano in passato. Certo, gestire alcune competenze del passato, ma anche traguardare il futuro e quindi dare una visione innovativa alle nuove province. Io sono convinto che adesso noi dobbiamo lavorare per creare degli enti moderni, degli enti snelli, degli enti vicini ai cittadini, e lo faremo sicuramente. Era a nostro modo utile mantenere la regione, mantenere i comuni e lasciare a questi due enti tutta la gestione delle autonomie locali. Ciò detto, lo stesso Moretti annuncia, se non battaglia, quantomeno di non cedere le armi con facilità. Il ritorno delle province rischia di impoverire ancora di più i comuni e il personale dei comuni. Questo non significa che quando arriverà in Consiglio regionale la legge ordinaria che applicherà questo ripristino alle province, noi diremo la nostra e noi non faremo le proposte che riterremo utili fare. Isolata in tal senso nei banchi dell'opposizione, Serena Pellegrino di AVS, pur favorevole al ripristino, tuttavia promette di affrontare la questione da un punto di vista già severo nei confronti della giunta regionale. Per noi è importante essere al tavolo della trattativa di quello che si dovrà discutere per i contenuti di queste province e soprattutto sgravare la regione di quell'emendificio che ormai si è ridotta, invece dare questo onere alle province che sono più vicine ai territori. Allora, io non ho molto altro da dire, non serve neanche che io vi introduca
l'argomento. Ritorno delle province. Strumento utile, serviva per fare un po' di chiarezza, mettere un altro ente o un nuovo poltronificio, come correttamente qualcuno ha definito. Cosa ne pensate? Prima è partito il sindaco, facciamo partire Sergo adesso? È uguale. Oddio, sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il primo cittadino. Dal sindaco, è stata fatta per lui questa riforma. Prima ha detto che lei ha detto non c'è molto da dire, infatti penso che stiamo parlando di una comica e quindi come tale dobbiamo forse considerarla. A parte la battuta iniziale, ormai le province ci sono, le norme sono passate, quindi aspettiamo che qualcuno ci dica come riempirle. Dovremmo però fare un filino poca di storia. Una decina di anni fa e poco più il Consiglio regionale votò all'unanimità l'abolizione delle province. I partiti di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, assieme a quelli del centro-sinistra, votarono all'unanimità l'abolizione delle province. Qualcuno dovrebbe almeno avere il coraggio intellettuale di dire, o l'onestà intellettuale di dire, abbiamo sbagliato. E perché abbiamo sbagliato ad abolire? È stato un errore abolirle. E qualcuno dovrebbe dirlo, se le ripristina vuol dire che quello che ho votato ieri ho votato male, ho fatto un errore, ho sbagliato, sono utili? Ecco, sono utili, allora iniziamo a capire a cosa sono utili. Le province hanno detto che si occuperanno di qualcosa di innovativo, ma non abbiamo ancora sentito qual è l'innovazione dei compiti che acquisiranno queste province. Sicuramente quelle di ieri si occupavano delle strade, le famose strade provinciali, funzionavano benissimo con Friuli Venezia Giulia Strade. Si sapeva che le strade all'interno del comune, del centro abitato, erano di competenza del sindaco. Le strade appena fuori, uscite di collegamento, erano di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade. Adesso invece torna quel misto in cui... Cioè questa era la situazione di 10 anni fa? Quella era la situazione quando sono state abolite le province. Negli ultimi 10 anni la situazione è stata questa che ha appena descritto? È stata questa più o meno, tranne nell'ultimo periodo in cui è nato il famoso EDR, cioè l'embrione della futura provincia. Le scuole superiori venivano gestite dalla provincia. Si decise di passarle alle UTI dei capoluoghi oppure gestirle attraverso i capoluoghi. Questo doveva essere il passaggio, invece rimasero e vennero gestite, sono state gestite con le scomparse delle UTI dalla regione e non mi sembra che le scuole scadano a pezzi e le ristrutturazioni nelle scuole stanno andando avanti anche con i funzionari regionali, raccogliendo quelli che sono... Il trasporto pubblico locale, la gara regionale di trasporto pubblico locale ha permesso di risparmiare decine di milioni di euro creando un unico gestore, seppur che ha aggregato le varie società, con servizi anche nuovi e un rinnovo di quelli che sono stati i mezzi a disposizione, anche di carattere tecnologico. Ha permesso quel risparmio che oggi permette di dare la scontistica ai ragazzi che frequentano le scuole, no? Con l'abbonamento ridotto, con lo sconto ridotto. Quindi cosa facciamo? Quali altri compiti possono acquisire le province? La provincia, così il cittadino ha un ente più vicino, ma più vicino per fare cosa? Perché ha già il comune che è vicino e soprattutto ricordiamoci che anche nei comuni l'ingresso della popolazione, dei cittadini, è ridotto sempre meno rispetto a anni passati, vuoi perché c'è la parte digitale che facilita, vuoi perché si va spesso su appuntamento per risolvere delle problematiche puntuali e non si frequenta il municipio giusto per andare a salutare qualcuno e quindi bisogna capire che cosa gli diamo da fare a questi enti. Ad oggi io sinceramente non ho sentito alcuna proposta, non l'ho sentita, domani quando magari ci saranno proposte, visto che ormai l'ente c'è, inizieremo a valutare e capire cosa possono fare. Sinceramente credo che già la regione tende a portar via, anzi lo fa in maniera oserei palese, a portar via personale ai comuni per trasferirlo verso la regione. Domani ci saranno anche le province. Chi resta in comune? Chi resta in comune? Il comune in realtà è il punto più vicino ai cittadini ed è anche il punto dove i dipendenti hanno un lavoro molto più difficile rispetto ad altri enti, che siano la provincia, la regione,
Perché hanno il contatto con i cittadini e devono risolvere il problema di ogni giorno, della signora che ha le foglie, delle case da costruire, delle strade con le buche e il cittadino che viene a lamentarsi. Non ho mai sentito nessun cittadino che sia andato in un ufficio regionale a lamentarsi di problematiche quotidiane, e men che meno neanche in provincia, visto che i compiti che aveva al massimo erano, non so, quello del libretto per i funghi, l'autorizzazione per andare a raccogliere i funghi, non mi sembra un grande compito interessante per ricostituire un nuovo ente. Allora, Sindaco, tanto di cappello, a prescindere che io possa pensarla come lei o non come lei, chi la pensa come lei credo si sia ritrovato in un discorso chiaro che palesa determinati dubbi. Siamo in chiusura di parte dedicata al dibattito, però ovviamente Cristian Sergo, cosa mi dice lei, che sindaco attualmente non è, ma che comunque un'esperienza. No, che le province le abolite con quel voto in Consiglio regionale, perché poi c'eravamo, ma come avevamo diciamo, votato a favore dell'abolizione delle province, abbiamo votato contro la riforma della Serracchiani delle province, cioè con la costituzione delle 18 UTI, proprio perché c'erano ovviamente già all'epoca delle problematiche e noi di concetto abbiamo sempre detto che noi dobbiamo rafforzare i comuni e ovviamente non lo possiamo fare d'imperio come con una legge perché la Costituzione ce lo vede, ma se noi non facciamo anche un ragionamento di massima sulla fusione di certi comuni e quindi di dare più importanza ai municipi anche sul territorio invece di avere comuni che non arrivano ormai neanche più a 100 abitanti, cioè, ne abbiamo. Questo è diciamo, il vero tema, cosa che dal nostro punto di vista noi saremmo ben lieti di vedere un sistema efficace, efficiente e che funziona e che verranno dati tutti i sostegni ai comuni e ai sindaci. Ci mancherebbe altro. Il problema è che noi ci poniamo anche un'altra domanda, ma per fare quello che magari un sindaco in questo momento auspica, serve un consiglio provinciale? Serve un presidente votato dai cittadini? Cioè, questa è dal punto di vista politico la domanda, perché se serve evidentemente si dice già che dovranno essere prese all'interno di quell'aula delle decisioni politiche che non sono oggettive, ma che saranno soggettive sulla base della maggioranza di chi governa in quel momento. E questo secondo me dovrebbe preoccupare in qualche modo i cittadini, perché poi tutto si deciderà con la legge elettorale, dovremmo fare le circoscrizioni, ma noi sappiamo benissimo che ci sono territori che dal punto di vista elettorale possono pesare meno di altri, sebbene siano molto più diciamo grandi anche come dimensioni, però hanno popolazioni molto più piccole, quindi problematiche più alte da risolvere, più grandi da risolvere. E chi le risolverà? Un cittadino votato perché abita in un capoluogo di provincia e quindi sarà più facile per lui garantirsi preferenze, voti e quant'altro? Lo dovrà decidere invece la politica. Per questo, esatto, ma per questo si era tolto il problema arrivando diciamo a soli 2 livelli elettivi. Io dico sempre, se noi avremo un consiglio provinciale e se al consiglio regionale e alla regione vengono lasciate esattamente le stesse funzioni che ci sono adesso, quindi potere legislativo, potere amministrativo comunque, io vorrei capire la differenza tra un consigliere regionale che o fa solo il potere legislativo, quindi fa solo le leggi, e il consigliere provinciale eletto nella stessa circoscrizione, no? Più dovremmo stare a sentire anche il sindaco. E se questo è il modo di semplificare le cose, è chiaro che noi siamo perfettamente contrari, non lo so, e totalmente contrari, no? Per una battuta, la popolazione della regione è 1,2 milioni abitanti, tanto quanto la provincia di Brescia, ma noi ne facciamo 4 di province. Da dove c'è? Ma questo diciamo aumentiamo anche il livello di frammentazione di quelli che sono gli enti pubblici ai quali rivolgere, dove si vanno a prendere appunto le decisioni. Per il mio credo che si creerà una leggera confusione, ma comunque in maniera così asettica rimango ad aspettare quelle che saranno le nuove, innovative, ho sentito dai consiglieri regionali, funzioni che prenderà in carico le nuove province.
ad oggi non riesco ad immaginare un'organizzazione diversa rispetto a quella che abbiamo costruito e sulla quale abbiamo lavorato negli ultimi 10 anni. E quindi io faccio il sindaco più o meno da quando sono state abolite le province, sono nate le UTI e quindi ho vissuto questi 10 e passa anni essenzialmente senza le province, ma con aggregazioni di comuni che si organizzavano in rete. Una volta erano le UTI, dove noi partecipavamo nell'UTI con il comune di Udine, il Friuli Centrale, e adesso è la comunità del Friuli Orientale, dove 8 comuni condividono determinati servizi. Le reti, ci sono gli strumenti per creare le reti tra comuni, ma allora cosa servono le province? Ma l'ente di area vasta è stato fatto dalla riforma Federica, cioè gli enti di decentramento regionale, no? Dovrebbero essere l'ente di area vasta sempre tra comune e regione, però non sono elettivi. Ma allora vuol dire che se serve un consiglio provinciale, se serve un presidente della provincia, questi enti qui non funzionano. Non servono più a niente. E allora anche su questo qualcuno dovrebbe dire ho sbagliato, scusa, invece no, è tutto normale, si va avanti. Vabbè. Vedremo, diamo però la possibilità di sorprenderci a tutti quanti. Vediamo se sarà così. Grazie al sindaco di Predamano, Enrico Mossenda, grazie a Cristian Servo del Movimento 5 Stelle.